Accoltellamento ieri sera in Piazza Libertà, feriti 2 afghani trasportati a Cattinara dopo essere stati intimati di consegnare il cellulare, non sono in gravi condizioni. Da Io sono FVG a Io faccio il benzinaio è l'affondo del consigliere di Patto per l'Autonomia Moretuzzo sulla proposta della Regione di aprire dei propri distributori di carburante. Positive le attività messe in campo da Fincantieri in questi mesi, ma necessario riaprire il dialogo fra azienda e territorio, è il messaggio dell'onorevole della Lega ed ex sindaco Anna Maria Cisint. Ci batteremo per avere un servizio interamente pubblico, è il messaggio della CGIL di Trieste sull'asilo di Roiano che sarà affrontato nelle prossime settimane dal Consiglio Comunale. Nasce a Trieste e a Trieste fa tappa il circuito nazionale di pallanuoto amatoriale. Ieri e oggi alla Bianchi il secondo raggruppamento da 3 regioni, un torneo per far partecipare anche i non agonisti. Telespettatori di Tele4, buonasera e bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Ancora aggressioni nelle ore buie a Trieste. 2 giovani afghani sono stati accoltellati in Piazza Libertà e trasportati all'ospedale di Cattinara. Gli aggressori sono fuggiti prima dell'arrivo della polizia, indagini in corso. A poche ore dalla decisione di rafforzare i controlli in piazza Garibaldi, dopo la brutale aggressione di via Foscolo, sabato sera Piazza Libertà è stata teatro di un nuovo grave episodio di violenza. 2 giovani, entrambi ventenni e di origine afghana, sono stati accoltellati durante un tentativo di rapina. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei 2 ragazzi è stato avvicinato da 2 connazionali che pretendevano la consegna del cellulare. Al suo rifiuto il giovane è stato colpito con un fendente al gluteo. Un altro ragazzo, intervenuto per difenderlo, è stato a sua volta ferito tra il fianco e la schiena. Gli aggressori si sono dileguati rapidamente nella zona, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti 2 equipaggi della Polizia di Stato, insieme a 3 pattuglie della squadra volante e il personale del 118 con ambulanza e automedica. Le vittime sono state trasportate d'urgenza all'ospedale di Cattinara. Il giovane è ferito al fianco in condizioni serie ma non rischia la vita. Le indagini sono affidate alla questura di Trieste che sta analizzando i video di sorveglianza della zona e i contenuti pubblicati sui social, mentre le ricerche si estendono anche ai magazzini abbandonati del Porto Vecchio, spesso rifugio di migranti. Questo episodio si somma ai precedenti fatti di violenza tra Piazza Libertà e Porto Vecchio e segue di pochi giorni la rissa e il tentato omicidio di Piazza Garibaldi. La vicenda rilancia le preoccupazioni di chi frequenta la zona. Operai impegnati nell'area del Porto Vecchio, nel recente passato anche minacciati dai migranti accampati nell'area, pendolari e utenti dei parcheggi vicini segnalano una percezione crescente di insicurezza. I sindacati di polizia SAP del Friuli Venezia Giulia e SIULP di Trieste intervengono distintamente per respingere le accuse rivolte alla questura di Trieste e agli operatori dell'ufficio immigrazione dopo recenti episodi legati al fenomeno migratorio. Le critiche delle associazioni dell'accoglienza vengono definite strumentali e ingiustificate, mentre si ribadisce che la polizia opera in condizioni di grave carenza di organico, ma con risultati riconosciuti a livello nazionale. Entrambe le sigle sottolineano come la gestione dell'immigrazione non possa ricadere esclusivamente sulla polizia, ma richieda un approccio multidisciplinare che coinvolga enti locali, sanità e protezione civile. Viene evidenziata l'assenza di adeguati piani di accoglienza e di emergenza, anche in presenza di condizioni climatiche avverse. I sindacati denunciano anni di tagli a risorse e personale e scelte politiche che hanno rallentato soluzioni organizzative più efficienti. Al centro la difesa della professionalità degli agenti e della loro reputazione. La richiesta finale è un investimento deciso sulla sicurezza e su nuove assunzioni per rispondere alle esigenze di una comunità che chiede tutela a 360 gradi. L'idea della Regione di allestire e gestire direttamente alcuni distributori di carburante scatena polemiche politiche. Da Io sono FVG a Io faccio il benzinaio è la critica del consigliere regionale Massimo Moretuzzo di Patto per l'Autonomia e il Servizio. Ho dato mandato al direttore generale di fare un progetto per 4-5 iniziali distributori di benzina che si chiameranno FVG Energia, quindi benzina regionale, che avranno il compito di essere così dei presidi anche nei giorni del sabato e eventualmente anche della domenica. Questo è l'obiettivo.
Da io sono FVG a io faccio il benzinaio. Con queste parole il consigliere regionale del Patto per l'Autonomia Massimo Moretuzzo critica l'iniziativa proposta dall'assessore all'ambiente Fabio Scoccimarro, annunciata lunedì mattina nel corso di Sveglia Trieste. Per l'esponente autonomista l'ipotesi di una regione che si metta a gestire direttamente distributori di carburante rappresenta un segnale inquietante e il simbolo di una giunta che a suo giudizio sta progressivamente oltrepassando i confini del proprio ruolo istituzionale. Moretuzzo punta inoltre l'attenzione sulla spesa che verrebbe sostenuta per l'operazione. Se davvero la regione intende investire decine di milioni di euro nel settore dei trasporti, afferma Moretuzzo, sarebbe più utile farlo rafforzando il trasporto pubblico locale, riducendo i consumi di carburanti fossili e realizzando infrastrutture moderne e sostenibili, capaci di limitare il numero di veicoli in circolazione e di incentivare il trasporto su rotaia sia per le persone che per le merci. Nel mirino anche alcune scelte strategiche degli ultimi anni con un riferimento critico ai progetti sull'idrogeno ritenuti poco credibili sul piano della sostenibilità e più vicini agli interessi di singole aziende che a una reale transizione ecologica. La Regione, secondo il Patto per l'Autonomia, potrebbe invece ripartire dalle numerose proposte già depositate in Consiglio e guardare alle migliori esperienze italiane ed europee in materia di mobilità pubblica. Moretuzzo chiude con una stoccata pungente, non vorrebbe mai vedere impiegati regionali col cappellino "Io sono FVG" in testa, intenti a fare il pieno alle auto blu della Giunta. A Monfalcone l'onorevole Cisint chiede a Fincantieri un dialogo più stretto con il comune su subappalti, gestione del personale e responsabilità sociale. I protocolli firmati a dicembre aprono la strada a questa nuova interlocuzione. A Monfalcone si riapre il confronto tra comune e Fincantieri su subappalti, legalità e responsabilità sociale d'impresa. Due protocolli siglati a partire da metà dicembre confermerebbero le istanze avanzate dal comune e approvate all'unanimità dal Consiglio Comunale di Monfalcone. Il primo accordo riguarda la collaborazione con i sindacati per ridurre il ricorso ai subappalti, mentre il secondo prevede un'intesa con la Guardia di Finanza per tutelare il cantiere da possibili irregolarità o infiltrazioni. Entrambi gli accordi, spiega l'eurodeputata ed ex sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, derivano da un'interlocuzione promossa a fine novembre dal ministro dei trasporti Matteo Salvini, con il supporto del presidente della regione Fedriga, durante la quale il comune aveva presentato le proprie richieste all'amministratore delegato di Fincantieri Folgero. Secondo quanto riportato dall'onorevole Anna Maria Cisint, questi protocolli rappresentano un primo passo per riprendere il dialogo tra istituzioni e azienda, con l'obiettivo di affrontare questioni relative alla gestione del personale, alla pianificazione dei fabbisogni di manodopera e alla responsabilità sociale d'impresa. L'intento dichiarato è quello di favorire un confronto stabile tra comune e azienda, considerando le ricadute delle scelte produttive sull'intera città di Monfalcone e del suo territorio circostante. In attesa di capire quando sarà messa a calendario la discussione in comune del servizio educativo del nuovo asilo di Roiano, la CGIL scalda i motori promettendo battaglia affinché il servizio rimanga interamente pubblico. Al momento la politica sta convergendo sull'opzione della gestione in appalto. Sentiamo. Manca ancora la decisione ufficiale e definitiva sulla gestione dell'asilo di Roiano. Il Consiglio Comunale sarà chiamato a trattare l'argomento in una delle prossime sedute, con una strada che tuttavia sembra segnata. Abbandonata l'idea della concessione, l'ok dovrebbe arrivare con la formula dell'appalto, scelta che non soddisfa appieno il centro-sinistra triestino, ma che viene digerita meglio rispetto alla prima opzione. Chi rimane fermamente contrario a ogni formula di privatizzazione o delega a terzi del servizio è la CGIL locale. Il servizio educativo deve rimanere pubblico, secondo il sindacato, anche per non creare quel precedente che poi diverrà regola, a partire con l'altro asilo in fase di ultimazione a San Giovanni. Quando l'argomento tornerà ad essere di attualità ci troverà pronti e pronte, perché per noi quello è proprio un passo falso, una cosa sbagliatissima fatta dal Comune. Sia la scelta precedente della concessione sessantennale, per fortuna sembra abbandonata, ma anche quello che intendono fare o che sembra che intendano fare adesso di privatizzare. Si parla di Roiano, poi verrà San Giovanni, ma poi è una linea tracciata, quindi questa amministrazione intende pian pianino esternalizzare tutti i servizi educativi. Man mano che passeranno gli anni, il personale assunto dal comune, stando alla sigla, andrà in pensione senza fare distinzioni qualitative ma di mera contrattualistica. Con queste decisioni, dice la CGIL, si arriverà a una situazione dove la classe docente non sarà più assunta direttamente, ripiegando sempre più su personale in appalto. Per noi è proprio sbagliato e se non appena, insomma, quando questa questione tornerà in Consiglio, comunque tornerà ad essere dibattuta, noi saremo comunque pronti ad osteggiarla in tutti i modi democratici che conosciamo.
Diversi lavoratori delle biblioteche di Trieste, così come accade anche in altre città italiane, sono alle prese con contratti precari e part-time involontari. L'appello è stato recepito dal gruppo d'opposizione in Consiglio Comunale di Adesso Trieste, che avanza alcune soluzioni. Lavoro povero e part-time involontario. Il gruppo civico di Adesso Trieste è sceso in campo recentemente per denunciare il trattamento di chi lavora nel settore delle biblioteche cittadine. Forte dell'esperienza di chi opera in questo specifico segmento, la proposta che nasce dal gruppo d'opposizione è quello di un potenziamento dell'offerta e di una riorganizzazione delle mansioni, permettendo a tutti gli addetti di avere orario e paga dignitosi. E non è solo a Trieste che si verificano situazioni simili, come spiega Federica Pasini dell'associazione Mi Riconosci. Appalti e contratti con poche ore applicate sono diffusi in altre città, ma ci sono municipi come quelli di Udine e Verona che, attingendo da diversi e migliori contratti, hanno potuto migliorare le condizioni dei lavoratori. Le criticità del settore dei beni culturali a livello lavorativo sono dovute soprattutto agli appalti e a contratti poveri, part-time involontari, che non garantiscono un salario dignitoso ai lavoratori e alle lavoratrici. Però ci sono dei modi per esternalizzare questi servizi in modo tale da garantire anche la dignità lavorativa, come ad esempio è successo a Udine, dove la Giunta ha proprio deciso politicamente di far applicare il contratto di settore, che è il Federculture, in tutti gli appalti dei servizi culturali. La situazione che adesso Trieste ha recepito è poi sfociata in alcune proposte che coinvolgono la rete delle biblioteche diffuse gestite da volontari. Noi abbiamo individuato una soluzione che coniuga da un lato la dignità del lavoro, quindi garantire un salario dignitoso alla fine del mese, con il potenziamento del servizio, quindi attività aggiuntive sia all'interno delle biblioteche, che non prevedono necessariamente la relazione col pubblico, catalogazione, invio di mail per solleciti e via dicendo, ma anche e forse soprattutto l'integrazione maggiore tra le biblioteche vere e proprie e la rete delle biblioteche diffuse, che è un presidio fondamentale sul territorio, attualmente gestito esclusivamente da volontari, ai quali noi vorremmo affiancare degli operatori qualificati che permettano di organizzare attività di promozione della lettura, attività culturali. Martedì 13 gennaio i taxi incroceranno le braccia in tutta Italia dalle 8 alle 22 nell'ambito di uno sciopero nazionale proclamato da sindacati e associazioni di categoria, con un'adesione attesa molto alta. A Trieste la Radio Taxi assicura che il centralino resterà operativo per garantire i servizi essenziali come il trasporto verso strutture ospedaliere e l'assistenza a persone con difficoltà di deambulazione. Ci scusiamo poi con la cittadinanza per i disagi che si potranno creare durante lo sciopero, conclude la nota diffusa oggi proprio da Radio Taxi. Il 2026 porta rincari RC Auto in Friuli Venezia Giulia. Oltre 8.500 automobilisti subiranno l'aumento della polizza a causa dei sinistri con colpa. Trieste e Gorizia tra le province più colpite, mentre Udine registra un leggero calo. Vediamo. Il 2026 si apre con un conto più salato per una parte significativa degli automobilisti del Friuli Venezia Giulia. Secondo l'osservatorio RC Auto di Facile.it, oltre 8.500 assicurati regionali che nel corso del 2025 hanno dichiarato un sinistro con colpa dovranno affrontare un peggioramento della classe di merito e di conseguenza un aumento del premio RC Auto. Nonostante ciò, la regione si colloca al terzultimo posto nella classifica nazionale per incidenza di sinistri con colpa rispetto al totale degli assicurati. A pesare sul bilancio familiare non sono però solo i casi di sinistrosità. I dati di dicembre 2025 indicano infatti che il premio medio RC Auto in Friuli Venezia Giulia ha raggiunto i 452,89 euro, in crescita dell'1,4% su base annua. L'aumento ha interessato quasi tutte le province, con l'unica eccezione di Udine, dove si è registrato un calo dell'1,6%. A livello provinciale Gorizia presenta il premio medio più elevato, mentre Udine resta l'area meno costosa. Le analisi territoriali mostrano come Trieste sia la provincia più esposta ai rincari, con la percentuale più alta di assicurati che vedranno cambiare la propria classe di merito a seguito di un incidente con colpa. Seguono Gorizia e Udine, mentre Pordenone chiude la graduatoria regionale. Emergono differenze anche nel profilo degli assicurati coinvolti. Dal punto di vista anagrafico, i più virtuosi sono i 35-44enni, mentre tra gli over 75 la percentuale raddoppia. Considerando la professione, gli impiegati risultano la categoria con la maggiore incidenza di sinistri, seguiti da forze armate e pensionati. In un contesto segnato da un calo generale della frequenza di sinistri, restano però fattori strutturali come l'aumento delle imposte sulla garanzia accessorie destinati a incidere sul costo finale delle polizze.
Pallacanestro Trieste che torna alla vittoria in campionato contro Cantù, 84-79 risultato finale dopo un match equilibrato e pieno di break e contro break. I biancorossi hanno mostrato gran carattere con 5 giocatori in doppia cifra e ora attendono i risultati delle avversarie per qualificarsi alle Final 8 di Coppa Italia. La partita è stata decisa negli ultimi minuti grazie a Ramsey e a Toscano Henderson. Domani il servizio completo con le immagini del match nel corso del telegiornale delle 13:20. E già anche a Sveglia Trieste. La Piscina Bianchi di Trieste invece ha ospitato ieri e oggi il secondo concentramento del campionato nazionale ASI di pallanuoto, il torneo che dà spazio ai giovani atleti dilettanti. Vediamo. Trieste si tuffa nella pallanuoto dilettantistica con il secondo concentramento del primo campionato nazionale ASI. Il torneo, nato da Pallanuoto Trieste e Trieste Campus, assieme alla De Hacker Bologna, offre ai giovani giocatori la possibilità di divertirsi lontano dalla pressione dei campionati agonistici. Ieri e oggi al polo natatorio Bruno Bianchi le squadre under 18 di Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna si sono sfidate in una serie di partite. Ogni formazione può schierare 2 giocatori fuori quota così da permettere a tutti di giocare e fare esperienza. Questa nuova iniziativa della Pallanuoto Trieste e del presidente Enrico Samer è questo, far giocare quelli che hanno meno spazio, che hanno meno possibilità, ma anche quelli che hanno cominciato da poco e che vogliono anche fare partite ufficiali. È molto amatoriale ma molto bello perché è divertente, giocano tutti, si divertono tutti, anche quelli che sono veramente proprio all'inizio hanno la possibilità di cimentarsi e di provare l'ebbrezza della partita ufficiale. Il presidente della Pallanuoto Trieste, Enrico Samer, ha creduto nell'iniziativa, convinto che questo campionato aiuterà a far crescere il movimento. Non tutti diventeranno campioni, ha riferito Samer, ma tutti potranno continuare a giocare e divertirsi. Il torneo proseguirà con altri concentramenti. Nei prossimi mesi l'obiettivo è quello di ampliare il numero di squadre e consolidare un circuito nazionale per la pallanuoto amatoriale. Nel primo campionato interregionale sotto l'egida di ASI, coinvolge 3 squadre emiliane, alla fine sono 3 squadre del Friuli Venezia Giulia e 4 squadre del Veneto, quindi in totale sono 10 squadre che suddivise in 2 gironi da 5 si danno battaglia e poi ci saranno anche, anticipo, una fase finale che ospiteremo qua a Trieste, non vedo l'ora, dove tutte e 10 le squadre saranno coinvolte qui alla Bianchi. Era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Prima di salutarci vi anticipo i nomi degli ospiti di domani a Sveglia Trieste, a partire dalle 7 fino alle 8 la rassegna stampa, dalle 8 alle 9 in compagnia di Corrado Tremu, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, dalle 9 alle 10 assieme ad Elena Danielis, segretaria regionale del Movimento 5 Stelle. Vi saluto lasciandovi alla visione del presepe di Fiorella Iacuzzo. Buona serata.